Veneto dice primo in Italia per vaccinazioni ad over 80 e 70, giugno il mese decisivo. Al fianco di Figliuolo il presidente della regione Luca Zaia ha certificato il modello Veneto, il suo commento, ultimo appello agli over 50 prima dell'apertura delle prenotazioni ai quarantenni. Disarticolata dai carabinieri di Treviso una baby gang che in 2 mesi ha messo a segno rapine, furti e spaccate, si mascheravano ed entravano in azione arrestati 5 ragazzini dai 15 ai 20 anni. Sicurezza sui posti di lavoro, precarietà a Padova, manifestazione dei sindacati dei metalmeccanici al grido di lavorare per vivere con dignità e non per morire. A Padova, cliente di una libreria se ne va senza pagare 13 libri nascosti in un sacchetto del supermercato, valore 243 euro. Il ladro rintracciato da un commesso tra i passanti, si tratta di un 52enne. Il Museo Interattivo delle Migrazioni di Belluno si espande, inaugurata una nuova sala virtuale grazie a cui si potrà accedere online a 8 mostre sull'emigrazione bellunese. La fiorettista veneta Martina Senigaglia del gruppo sportivo Carabinieri pronta a partire per una nuova competizione nazionale dopo lo stop di oltre 1 anno e mezzo causa Covid. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione regionale dei nostri telegiornali. Dunque in primo piano naturalmente la visita oggi in Veneto del commissario per l'emergenza, il generale Figliuolo, visita che abbiamo seguito con una lunga diretta sin da questa mattina. Figliuolo che ha detto un Veneto virtuoso, primo per vaccinazioni ad over 70 e 80. Il riconoscimento appunto allo sforzo che sta facendo il Veneto sul piano vaccinale. Prima è stato in visita a Venezia, poi a Padova e infine a Verona, accompagnato dal presidente della regione Zaia. Giugno, ha assicurato Figliuolo, sarà il mese della spallata al virus. Devo dire che il Veneto in questo è estremamente virtuoso, è al numero 1 per over 80, 98% contro una media nazionale dell'88%, numero 1 over 70, 83% contro una media che è circa 75%, sui fragili è in cima alle classifiche e quello che voglio dire, percentuali di inoculazioni rispetto alla distribuzione sempre al di sopra del 90%. Riconosce la virtuosità del modello regionale il commissario Figliuolo nella sua intensa giornata in Veneto, accompagnato dal governatore Zaia alle 10:30 all'arrivo puntuale al padiglione Rama all'ospedale di Mestre, dove, come raccontano le nostre immagini in esclusiva, prima ha incontrato i vertici della sanità regionale, poi nel vicino auditorium i prefetti. Da lì il primo sopralluogo al lab vaccinale al Pala Expo di Marghera e le prime dichiarazioni ufficiali di giornata. Il punto di svolta, dice Figliuolo, è vicino. Maggio, mese di transizione, giugno deve essere un mese di svolta, è il mese dove dare proprio quella che si può definire una spallata definitiva e lasciarci indietro il periodo peggiore. Figliuolo, che è tornato sulla questione Pfizer e sull'intervallo necessario fra prima e seconda dose, qui le rassicurazioni sanitarie del CTS si coniugano con la Realpolitik. Nell'ambito di una pandemia dove c'è gente che rischia di andare all'ospedale, di andare in terapia intensiva e addirittura di morire, se si dà mezzo scudo a più persone è meglio che darne un intero a meno persone. Quanto alle disponibilità di vaccino sul territorio nazionale, il bilanciamento è continuo. Noi non facciamo magazzino, quando serve la struttura commissariale, siccome fa proiezioni e controllo tutti i momenti, tutto il giorno di ciò che c'è, si bilancia con il consenso delle regioni interessate. Il viaggio di Figliuolo è poi proseguito su Padova, prima la Binfiera, poi l'ex ospedale militare, l'ultima tappa a Verona, sopralluoghi che hanno consentito di mettere in fila numeri e prospettive. Abbiamo già inoculato, quasi 2.200.000 dosi, possiamo dire che sulla popolazione target, che è di 4.200.000 abitanti, vuol dire che in via teorica matematica una persona su 2, una testa su 2 ha avuto un incontro ravvicinato con il vaccino. Da lunedì l'ulteriore passo in avanti con il via alle prenotazioni degli over 40 con le conseguenze operative del caso. Nel momento in cui apriremo ovviamente ai quarantenni, dai 40 ai 49 anni, apriamo un target che ha 742.000 iscritti in Veneto, quindi vuol dire che 742.000 persone andranno a ingolfare i centri vaccinali. Quindi chi ha già deciso di vaccinarsi e ancora non si è iscritto sopra i 50 anni lo faccia subito in queste ore, perché poi rischia veramente di finire in coda.
E adesso le reazioni della politica alla visita di Figliuolo. Abbiamo avuto risposte importanti, dicono il sindaco di Treviso Mario Conte e il ministro D'Incà di Orgoglio Alpino, parla invece Lana. È bello sentire francamente un commissario che finalmente parla di numeri certi, di effetti, di programmazione, lo fa con grande decisione, con grande precisione, e questo è quello che forse i cittadini si aspettavano. Lui chiaramente si è espresso perché possiamo arrivare già a luglio, insomma, avendo vaccinato una buona parte della popolazione del nostro paese, finalmente cercando di raggiungere appunto per settembre, diciamo, l'immunità di gregge. Il passo cadenzato dell'Alpino sembra mettere tutti d'accordo, almeno per un giorno, ma il tema dei vaccini si accompagna a quello delle riaperture del coprifuoco, al centro della riunione della cabina di regia fissata lunedì 17. Su questo fronte il ministro D'Incà conferma l'approccio graduale del premier Draghi. Io penso che ci sia molta polemica politica per prendere un punto in più nei sondaggi e chi mette una bandierina sulle riaperture. Qua l'unica cosa che ci può guidare è, diciamo, l'aspetto tecnico-scientifico, in modo tale da non trovarci ad allentare troppo le misure e poi trovarci a dover chiudere magari a giugno perché i numeri si alzano. In attesa della cabina, essenziale anche per definire l'avvio della stagione turistica, resta comunque una giornata dal forte valore simbolico. Alpino significa sempre un marchio e un certificato di qualità, serietà, programmazione, efficienza. Credo che sia davvero una bella immagine per i veneti, per il Veneto. Orgoglio alpino che viene sottolineato dal trevigiano Sebastiano Favero, presidente nazionale di ANA e amico di Figliuolo. L'augurio da amico che gli dico: continua su questa strada, continua su questo impegno, perché veramente stai dimostrando quello che è la capacità e l'efficienza che io credo questa nostra Italia, di cui questa nostra Italia aveva sicuramente bisogno. Augurio che in serata potrebbe essere fatto di persona. Io sono a Milano, rientro, so che lui si ferma a Verona, vedremo se possiamo anche idealmente abbracciarsi e scambiarci qualche sorriso e magari un buon bicchiere di vino. Lo avevamo già detto, lo ha ribadito oggi il presidente Zaia, da lunedì al via le prenotazioni anche per gli over 40, vicentini, cittadini soddisfatti, e dicono poi si apra ai più giovani. Sono contenta che l'età si abbassi, perché purtroppo è ai giovani che serve tantissimo il vaccino. Ben venga, io ho già fatto la prenotazione, quindi sono d'accordo, perché sennò non si va avanti. Ero un po' scettica sul discorso vaccino perché fatto così velocemente, però d'altra parte se vogliamo andare avanti bisogna farlo. Bisogna correre, per forza, sì. Da lunedì si può prenotare gli over 40? Magari anche prima. Ho il figlio che sta aspettando proprio che aprano immediatamente. Lunedì già. Sinceramente ho chiamato il mio medico di base, così vado da lui. Ah, va da lui, quindi può farla già da lui? Sì, faccio da lui. Già prenotato. Ma è contenta di questa cosa? Che finalmente... Facciamolo così, chissà che ci liberano. Dagli over 40 il vaccino per tutti, senza fasce d'età definite. Il passo potrebbe essere breve, una possibilità che piace alla gente. Sì, una cosa utile anche perché i ragazzi è una fascia di età che si sposta, si muove e ha molti, come dire, contatti. Io, una volta messi in sicurezza gli over, con patologie, perché io farei vaccinare chiunque voglia vaccinarsi. Ben venga, anche per i ragazzi che vanno a scuola, che così tutto sto assemblamento pullman e tutto almeno cominciano a settembre tranquillamente. Aspettiamo il nostro momento con ansia e spero che finisca presto tutto quanto, in modo tale che possiamo vaccinarci. Siamo alla cronaca disarticolata, una baby gang che in 2 mesi ha messo a segno rapine, furti e spaccate. 5 ragazzini dai 15 ai 20 anni sono stati arrestati dai carabinieri di Treviso. Misure cautelari emesse dal GIP del Tribunale di Treviso e dal Tribunale per i minori di Venezia.
Così, maschere sul viso, senza scrupoli e violenti, 5 ragazzini hanno messo a segno rapine, furti e spaccate fra Casale sul Sile e Casier Preganziolo e Mogliano Veneto. Giovanissimi, fra i 15 e 20 anni, ma con tecniche da malviventi professionisti. Tutti conosciuti alle forze dell'ordine, avevano deciso di fare un salto di qualità nel mondo criminale. Basti pensare che erano sfuggiti a un autoradio dei carabinieri che era riuscito a intercettarli subito dopo un colpo e successivamente, col passare dei giorni, modificavano le loro strategie tanto da rubare le autovetture e cambiare le targhe per dissimulare appunto le loro malefatte. Hanno colpito tra gennaio e febbraio di quest'anno. Grazie alle telecamere di videosorveglianza la baby gang è stata fermata dai carabinieri di Treviso, arroganti tanto da filmarsi durante i colpi. I componenti della banda si compiacevano delle loro gesta. Abbiamo trovato sui dispositivi che abbiamo analizzato dei selfie fatti prima delle loro scorribande e addirittura poi successivamente cercavano degli articoli di stampa che li riguardassero proprio per commentarli insieme. Dovranno rispondere di ben 17 capi di imputazione che vanno dalla rapina al furto aggravato, dalla ricettazione alla resistenza a pubblico ufficiale. Oltretutto anche violenti. Sì, c'è il caso di una rapina, è il primo episodio, in cui non hanno esitato a colpire e percuotere con un pugno un signore di mezza età che è fuori dalla propria abitazione solamente per sottrargli 100 euro e le chiavi del furgone. Fra i colpi, 10 e 12 gennaio, 2 furti ai danni di una pescheria dove avevano sottratto denaro e generi alimentari di pregio. Sempre il 12 gennaio una spaccata ai danni di una tabaccheria d'Ossone, il 29 un'altra tabaccheria a Casale e poi decine di furti di autoveicoli, targhe e materiale vario rubato da garage e parcheggi. Una banda pronta a tutto. Abbiamo trovato a casa di alcuni indagati una pistola a scacciacani modificata e priva del tappo rosso e con i segni distintivi nascosti, occultata all'interno di un armadio. I 3 maggiorenni, 2 trevigiani ed un veneziano fra i 18 e i 20 anni si trovano agli arresti domiciliari. Per una ragazza di 16 anni veneziana è stato disposto l'obbligo di permanenza in casa e il 15enne, sempre veneziano, è stato affidato ad una comunità. Studenti e lavoratori che si sono trasformati in malviventi. Restiamo con la cronaca nella Marca trevigiana perché ci sono novità nelle indagini della Questura di Treviso sul violento pestaggio accaduto lo scorso 2 maggio in pieno centro a Conegliano. Sono stati identificati dalla squadra mobile di Treviso altri 9 giovani ritenuti dagli agenti responsabili del violento pestaggio dello scorso 2 maggio in piazza Cima, in pieno centro a Conegliano. Stamane gli uomini della Questura hanno eseguito 9 perquisizioni personali e locali in vari comuni della Marca trevigiana e in un caso anche nel veneziano a carico di altrettanti giovani kosovari, secondo la Questura, coinvolti nell'aggressione. Il 4 maggio erano stati identificati altri 2 ventenni, anch'essi kosovari. La complessa attività investigativa ha così permesso di risalire all'intero gruppo di 11 giovani ritenuti dalla polizia gli autori del pestaggio di alcuni loro coetanei di nazionalità macedone a colpi di mazze da baseball e tombini tra i tavolini dei bar sotto gli occhi attoniti di diversi cittadini nella prima domenica in fascia gialla. I motivi di quanto accaduto restano ancora da chiarire. Le perquisizioni hanno consentito di acquisire ulteriori elementi circa la partecipazione del gruppo a quei fatti definiti dalla Questura di inaudita violenza che, oltre a costituire un grave episodio, hanno suscitato allarme sociale nella cittadinanza coneglianese. I 9 giovani sono indagati in concorso per lesioni aggravate e per possesso di oggetti atti ad offendere. Nei loro confronti è stato inoltre emanato dalla locale divisione anticrimine il divieto di accesso ai pubblici esercizi. Ondata di maltempo nel pomeriggio in diverse province venete, al punto che la regione ha anche diramato lo stato di attenzione fino a domani sera, e queste immagini sono state girate nel tardo pomeriggio a Pianiga in provincia di Venezia e testimoniano la violenta grandinata che si è abbattuta sul comune. Vedete, sembra quasi neve, invece si tratta di grandine, una grandine che poi ha interessato anche il Padovano con alcuni interventi dei vigili del fuoco. Rintracciato un ladro di libri uscito dalla libreria con ben 13 volumi nascosti in un sacchetto del supermercato. Zona Duomo in centro città, una rinomata libreria e il dipendente che si accorge che qualcosa non va. Un uomo con fare sospetto che si aggirava fra gli scaffali, sostando con interesse di fronte al manuale Lezioni di letteratura russa.
Vedendolo uscire di tutta fretta, il dipendente si è portato nella zona della letteratura straniera, dove ha visto mancante proprio quel testo. Con prontezza è uscito cercando di rintracciare il ladro mentre dava l'allarme alla 113. Una caccia all'uomo, chiedendo anche ai passanti se lo avessero visto, dopo una sommaria descrizione. Il ladro è stato rintracciato dagli agenti della Polizia di Stato. Si tratta di un 52enne padovano. La scoperta ha riguardato anche i libri contenuti in un sacchetto di supermercato, 12 in tutto di differenti argomenti universitari, del valore complessivo di 243 euro. L'uomo è stato indagato per tentato furto aggravato. Attraverso lo slogan "lavorare per vivere con dignità e non per morire" hanno manifestato i sindacati dei metalmeccanici, portando all'attenzione temi quali la sicurezza sui posti di lavoro, la precarietà e l'innovazione produttiva. Non abbassare l'attenzione sulle morti sul lavoro, lavoratori e lavoratrici, spesso giovanissimi, come ci indicano le cronache recenti. Per questo i sindacati dei metalmeccanici hanno manifestato a 3 anni dalla tragedia del 13 maggio 2018, in cui nello stabilimento padovano delle acciaierie venete per un incidente persero la vita 2 operai e altre 2 furono coinvolti con gravi conseguenze. Noi oggi stiamo manifestando per richiamare le istituzioni al fatto che parlare di numeri quando si parla di morti non c'è una percentuale buona o cattiva, non c'è un miglioramento o un peggioramento, perché la vera percentuale dovrebbe essere 0 morti. Doppio presidio nei posti simbolo, sotto la sede dell'INAIL, ente preposto a prevenzione e tutela sui luoghi di lavoro, e sotto la facoltà di ingegneria, luogo d'origine dei processi produttivi che a cascata portano effetti e benefici sulla salute e la sicurezza dei lavoratori. È dalla scuola che deve partire la cultura della formazione e della sicurezza, è da lì, perché noi siamo uno dei pochi paesi che non insegniamo né il diritto del lavoro né la sicurezza sul lavoro dentro le scuole. Un richiamo alla tutela che passa anche attraverso la stabilizzazione dei precari in un periodo in cui la fame produttiva in vista della ripresa incide. Molte fabbriche pensano di recuperare tutto quello che si è perso nei mesi precedenti dall'oggi al domani. C'è un incremento importantissimo dei lavoratori precari, della precarizzazione all'interno dei luoghi di lavoro, per cui le condizioni di ricatto. Assolutamente dobbiamo cambiare questo sistema. E a proposito di lavoro, torniamo sulla crisi ACC, perché la Regione si muove a tempo di record per cercare di risolvere la situazione del sito produttivo di Mel. Dopo la manifestazione e il presidio di sindacati e lavoratori ieri a Venezia e Marghera, dopo l'incontro con il presidente Zaia, domani l'assessore regionale Elena Donazzan, assistita dall'unità di crisi, e il commissario straordinario di ACC Maurizio Castro si confronteranno con i principali clienti e fornitori dell'azienda, come proposto ieri da FIOM, FIM e WILM, per una disamina puntuale dell'attuale situazione aziendale. Alla riunione non sono stati invitati i sindacati. Poco male, l'importante è che si cominci a fare qualcosa per salvare ACC, commenta Stefano Bona della FIOM CGIL, che con i colleghi di FIM e WILM ieri ha chiesto al presidente Zaia la convocazione urgente di un tavolo per trovare le risorse necessarie a sopperire per 2-3 mesi alla mancanza di liquidità dell'azienda. E adesso l'accordo per la promozione bilaterale delle relazioni tra Venezia e Cina e per sviluppare e facilitare l'avvio di partnership industriali tra i due paesi. Nel 2020 il fatturato dell'export veneto verso la Cina ha registrato una flessione del meno 7,96%, cioè in ripresa rispetto al 12,3% del 2019. Segno positivo per le province di Venezia, più 28,07%, e Rovigo, più 56,06%, rispettivamente, con oltre 100 milioni di euro e quasi 28 milioni e mezzo di euro in valore. Siglato in queste ore un nuovo accordo tra gli industriali del territorio e la Fondazione Italia-Cina al fine di rafforzare nuove opportunità di rilancio, specie per le piccole e medie imprese. Ripresa che passa dal mare e dal nostro porto. Un accordo che vede l'asse di Marghera e di Porto Marghera e del porto, non dimentichiamoci che si chiama Porto Marghera, come un asset straordinario e fondamentale, un accordo commerciale con un paese emergente che è un grande consumatore,
e che comunque dal punto di vista industriale sarà anche un grande concorrente, questo ce lo dobbiamo dire. Macchinari, prodotti tessili, abbigliamento, calzature, pelli e metalli di base, i settori trainanti in Veneto. In crescita nell'ultimo anno l'export di metalli di base e articoli in metallo, di legno, carta e stampa, di computer, apparecchi elettrici ed elettronici e di prodotti chimici. In questo scenario l'accordo per la promozione bilaterale delle relazioni tra Venezia e la Cina mira a facilitare l'avvio di partnership industriali tra i due paesi. Un network di 400 associati che sono italiani e cinesi e di circa 8.000 rapporti e li mettiamo a disposizione dell'istituzione, quindi Confindustria Venezia e del loro insieme di aziende. È il momento di fermarci per una breve pausa pubblicitaria, tra poco. Rieccoci in diretta. Il MIM, il Museo delle Migrazioni di Belluno, si espande. È inaugurata una nuova sala virtuale grazie alla quale si potrà accedere online a 8 mostre sull'emigrazione bellunese. MIM, Museo Interattivo delle Migrazioni. Il filo conduttore è quello dei mestieri che hanno accompagnato chi ha lasciato la provincia di Belluno, spesso per cercare fortuna all'estero. In ogni esposizione vengono infatti raccontati per immagini quei lavori che, legati alle specifiche caratteristiche e tradizioni dei luoghi di origine e modellati sul sapere tramandato di generazione in generazione, sono stati esportati al di fuori del territorio di partenza, oltre i confini delle vallate dolomitiche. Abbiamo pensato di puntare proprio sul lato virtuale del nostro museo, proponendo questa sala virtuale che al suo interno, al momento, ma ne proporremo senz'altro di nuove, ma al momento ci sono 8 sale dedicate ad 8 mestieri tipici dei nostri emigranti, sia della provincia di Belluno ma prettamente del Veneto. Parliamo delle baglie da latte, parliamo dei minatori, parliamo degli scalpellini, non potevamo assolutamente dimenticare anche i gelattieri e altre figure che hanno portato qualcosa in più nel territorio della provincia di Belluno. Gli altri sono seggiolai, cromere, ciode e zattieri, che già le definizioni suscitano curiosità. La fruizione può avvenire attraverso dei codici che gli utenti ricevono via email e che permettono con 5 euro di visitare virtualmente, grazie ai canali YouTube bellunesi nel mondo, le 8 mostre mediante uno smartphone, un tablet o un computer. L'idea è quella di raggiungere anche chi è distante, offrendo un'opportunità di fruizione indipendentemente dall'attuale contesto segnato da pandemia, adottando le più moderne forme di comunicazione con un occhio di riguardo alle nuove generazioni. È importantissimo che anche i giovani sappiano quanti dei nostri nonni, ma non solo, hanno fatto le valigie e sono andate all'estero. Un'emigrazione che, i dati parlano chiaro, continua ad essere presente e ancora di più in questi ultimi anni. Quindi Belluno, il Veneto e l'intera Italia è sempre stata terra di emigrazione e comunque lo è tuttora. Il film 18 regali, ispirato alla storia di Elisa Girotto, la mamma di Spresiano, scomparsa nel 2017 a causa di un tumore al seno, ha conquistato il David Giovani, il riconoscimento dei David di Donatello conferito da una giuria di 6.000 studenti in tutta Italia alla pellicola di Francesco Amato. Emozionato il regista sul palco, lo avete visto pochi istanti fa, ha ringraziato le 2 attrici che hanno recitato nel film, dedicando il premio ad Elisa. La storia di Elisa Girotto commosse tutta Italia. La donna, 40 anni, mamma di una bimba di 1 anno, prima di andarsene decise di acquistare 18 regali, uno per ogni compleanno della sua bimba fino al compimento della maggiore età, per sentirsi più vicina a lei e lasciarle un ricordo della sua mamma. E adesso la fiorettista veneta Martina Senigallia del gruppo sportivo Carabinieri, pronta a partire per una nuova competizione nazionale dopo lo stop forzato di oltre 1 anno e mezzo causa Covid. Sono del gruppo sportivo dei Carabinieri, che ringrazio perché comunque mi hanno sempre sostenuto e continuano a sostenermi in questo percorso. Lei è Martina Senigallia, Carabinieri, 26 anni appena, e già sul podio azzurro di competizioni internazionali grazie allo sport e all'arma, la sua specialità, il fioretto. Io ho iniziato nell'Under 20, dove sono riuscita a collezionare 3 bronzi agli europei e 3 ori a squadre, sempre agli europei, e successivamente sono riuscita a portare a casa un bronzo ai mondiali
e un oro ai mondiali a squadre. Vive a Padova, dove fa preparazione con Diego, il suo allenatore, originario di Mogliano, carabiniere di stacco da Roma. L'abbiamo incontrata a Mestre, al Circolo Scherma di Rosa, dove si allena quasi tutti i giorni, in vista della partenza per il Lazio, per i campionati italiani assoluti alle porte. Il 26 di maggio a Cassino e successivamente il 4 di giugno invece avrò i campionati italiani a squadre a Napoli. La ripresa delle competizioni dopo lo stop forzato dalla pandemia. Ormai è 1 anno e mezzo che non facciamo gare, quindi è una competizione che è molto importante, perché a parte Doha che abbiamo appena siamo appena tornati da Doha, è una delle poche gare di quest'anno. In tempi non sospetti era stata proprio a Wuhan per i mondiali militari di ottobre 2019, poco prima che dilagasse il virus. Siamo riusciti ad ottenere il secondo posto a squadre. Che clima hai trovato lì? Il clima era tutto tranquillo, anche perché comunque noi stavamo sempre dentro il villaggio e non ci saremmo mai aspettate quello che poi è successo. Martina è in pedana da quando aveva 6 anni, grazie al papà sciabollatore. La passione per i carabinieri l'ha ereditata però dal nonno, maresciallo dell'Arma. Ora a Cassino in valigia la voglia di tornare a vincere per continuare a portare avanti i valori patrimonio di ogni carabiniere e dello sport tutto: sacrificio, disciplina, lealtà, correttezza. Forza Carabinieri. È tutto, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per essere stati con noi, buona serata. Bentrovati al meteo. Giunge un nuovo sistema perturbato sul nostro territorio. Secondo la tendenza meteo, anche per l'ultima parte della settimana si profila una situazione movimentata. Vediamo allora il dettaglio di venerdì 14 maggio. Sul Veneto cielo a tratti nuvoloso, avremo delle piogge in vari momenti della giornata, intervallate da alcune parentesi solo temporaneamente più asciutte. Non si escludono degli spazi soleggiati che saranno più probabili in mattinata, perché al pomeriggio invece i rovesci insisteranno maggiormente. Vediamo le temperature: minime tra 10 e 13 gradi, massime comprese invece tra i 16 e i 21 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove lo scenario sarà identico, alternanza anche qui di acquazzoni e schiarite, ma migliora in nottata. Temperature minime tra 12 e 13 gradi, massime sui 15-17 gradi all'incirca. Infine ci spostiamo sul Trentino Alto Adige, dove andrà meglio al mattino, a seguire temporali via via più diffusi. Temperature minime intorno ai 9-10 gradi, massime sui 21 gradi. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento con Antenna 3.